Carissimi amici di Archeosarravus, oggi oltre ad essere una giornata splendida per il sole, che c'è un sole, c'erano, non lo so, 25 gradi oggi, c'è un sole bellissimo, è una giornata meravigliosa perché ci hanno segnalato, il nostro caro amico Michele Cannas, ci ha segnalato, mi ha postato sulla pagina Facebook delle foto di un nuraghe che non è censito, non è segnalato. Oggi cercheremo di individuare, di riscoprire. Ci ha dato delle informazioni precisissime su dove si trova, delle foto, quindi è difficilissimo non arrivarci e quindi siamo molto fiduciosi, siamo ottimisti. Intanto contestualizziamo un po', diciamo, il territorio. Noi qua siamo, questa zona si chiama Sasramenta. Siamo praticamente all'uscita della galleria che da Muravera va verso San Priamo, dietro il distributore. Una zona che noi conosciamo benissimo perché ci sono degli altri nuraghi che ne abbiamo già postato sulla nostra pagina, quindi sull'Innami, San Rideagio, ci sono degli altri siti censiti tipo Quilighicon qua sopra. C'è una segnalazione di un nuraghe che ancora non abbiamo trovato, dobbiamo capire se esiste, nuraghe Zrebuzzu. E aggiungiamo questo nuovo tassello che si chiamerà eventualmente nuraghe Srammenta. Anticipiamo il nome, dai. Siamo d'accordo, Fabio? Sì. La Srammenta. Intanto siamo passati dalla Bacquarro, c'è una strada che praticamente dalle miniere di Monte Avara porta, diciamo, alla zona di Sull'Innammi e quindi a Nuraghe Basoro, la strada vecchia mineraria. E abbiamo preso questa, una strada bellissima che consiglio di fare a chi è appassionato di biciclette o di camminate a piedi, anche fuori stradina. È macchina un po' più complicata, ma panorami mozzafiato, bellissimi, quindi lo consigliamo. Andiamo a vedere ora se riusciamo ad arrivare a questo nuovo vecchio insediamento d'oraggio. E ora partiamo. Il sentiero non è tracciato quindi adesso cercheremo un po' di capire, però dovremmo aver già individuato la cima su cui sorge. Tra l'altro sono ancora fresche le impronte dove è passato Michele, quindi ci aiuta due volte: uno per avercelo segnalato e due perché seguendo le sue impronte probabilmente adesso arriveremo con molta più facilità al sito. Intanto ci tengo a fare una doverosa prefazione. Qui in questa zona è censito un insediamento dell'età del bronzo e poco più spostato anche un insediamento di età romana che è denominato Quilighicon. Quindi adesso noi cercheremo di capire anche cosa è rimasto intatto e cosa ha dato il nome a questo sito. Vediamo un po', cerchiamo adesso di avvicinarci. Allora, ecco qua, ci sono delle strutture circolari. Vedete, questa per esempio è una. Adesso questa struttura qua circolare è carinetta. Ecco qua, il muro è anche abbastanza grosso, come vedete. Sembra fatto proprio la tecnica del doppio paramento. Qua sul lato sud-est c'è una sorta di ingresso, vedete, sembra un gradino, ecco, d'ingresso. Guardate, un gradino, un altro gradino e un altro gradino. 3 gradini ci sono che portano poi su quel ripiano carino. Vediamo se c'è qualcos'altro qua intorno. Ci siamo quasi, un po' di suspense. Siamo quasi, adesso guardate qua che bello, c'è tutto questo arroccare. Non so se si vede questi blocchi di pietra. Questa cos'è, Fabio? Sembra Uno scisto. sì. Non manca molto, ci siamo quasi. Dietro queste piante qui c'è quello che stiamo cercando. Adesso ci rilassiamo poco a poco e poi ci vediamo direttamente lì. Vedete, anche qui ci sono questo sicuramente è più recente probabilmente, però ci sono tutti questi semicerchi qua, ce n'è uno là
in pietra, che sono anche abbastanza incomprensibili, nel senso che sono ambienti molto piccoli. Non so, non voglio dire nulla. Ok, seconda cima. Anzi, questa è la seconda e mezzo. Dai, facciamo la seconda e mezzo. Probabilmente è qua dietro. Adesso mi arrampico qua sopra dove sta andando Fabio per cercare di capire se siamo arrivati. Comunque continuano ancora, questi sembrano dei muretti, adesso che sono crollati, non so che cosa potrebbero corrispondere, ma proseguiamo. Forse dobbiamo passare laggiù, Fabio, guarda, è un casino, Questo è qui? Ma è qui? Siamo arrivati? Ah? È lui! È lui! Ragazzi, aspettate che vi faccio vedere cosa mi si è presentato davanti. È lui. Guardate che belle pietre. Guardate che bella opera muraria da abbracciare, se non fosse così grande. Poi tra l'altro tutto intorno ci sono questi buchi che sembrano quasi come se fossero i resti di ambienti, 1, 2 lì, e poi dove c'è Fabio c'era lo stesso un altro paramento murario, probabilmente un bastione. Adesso sto andando verso lato est, salgo qui su questo ammasso roccioso, tra l'altro un altro nuraghe costruito sfruttando la roccia naturale. Guardate che bello, quanto è alto qua, c'è che visuale. E poi tra l'altro lì sotto ci sono degli altri. Adesso salgo qua su. Fabio, era così facile, si poteva salire da là. Ok. Ecco, proseguendo verso est, perché praticamente qui su questa cresta c'è un pianoro non larghissimo, però che prosegue, ecco, che si infila praticamente nella valle del fiume lì, che dovrebbe essere il Rio Sramenta. E ogni tanto, come vedete anche qua giù, vedete dei resti di strutture crollate, che adesso non capisco se sono contestuali al sito, se magari sono successive, però questo dimostra che comunque c'è stato traffico qua. Proviamo a scendere giù nel lato praticamente nord. Guardate questo pietrone qua, piatto così, dove sicuramente si devono mangiare. Che adesso proviamo a scendere qua giù però, per vedere, perché qua si intravedeva, anche col drone abbiamo intravisto un altro muretto che è funzionale al nuraghe. Adesso qui c'è, vedete, un sacco di materiale di crollo. Aspettate, cerco di non crollare anche io. Eccolo qua. Tac, cassao. Un altro pezzo di muro. Anche qui è tutto crollato, ci sono pietre fino a giù. Qua questa spendula arriva fino alla letto del fiume. Ed ecco qua un'altra porzione di muro che scende, guardate, scende da lì. Qui sopra c'è la torre che abbiamo visto prima, la porzione di torre che è rimasta. Guardate questo muro che scende qui, fa curva da qui. Eccolo. E poi sparisce nel verde. Qui bisognerebbe fare una bella pulizia per capire un po' bene questo sito, perché sembra molto interessante. Ci sono anche lì, per esempio, adesso vado a vedere, bisogna capire bene come era strutturato, però è molto interessante. Ragazzi, dopo quello che abbiamo visto ci sorge spontanea una domanda: ma è possibile che hanno censito la capanna come insediamento del bronzo e non siano arrivati fino al nuraghe? Perché il nuraghe non è segnalato, ed è strano perché non è molto lontano, quindi non lo so, non sono avvicinati, non sono incuriositi. Noi lanciamo, ecco, questo input. Allora, bene, il nostro video si conclude qua. Siamo molto soddisfatti di quello che, diciamo, è successo oggi, quindi questa segnalazione, perché è importante anche che ci sia
secondo me da parte dei nostri concittadini, ecco, un'attenzione, un amore per queste tematiche e condividere, diciamo, queste informazioni può solo far bene al territorio. Quindi ringraziamo ancora una volta Michele per la sua segnalazione, grazie, e vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima, che sicuramente non tarderà ad arrivare, perché siamo sempre in fibrillazione in cerca di nuove avventure. Da Martino e Fabio è tutto, ciao, alla prossima. Seguiteci su Facebook, seguiteci su Instagram, seguiteci su YouTube, mettete mi piace e condividete. Grazie.